Eccoci ritornati qui a Nostra Farm Sparir. Questa è la seconda edizione del Dietro le Quinte. Esatto. E oggi raccontiamo l'esperienza che abbiamo avuto con una tipografia storica di Venezia. Ora, tipografia Venezia, ricordiamo che Manuzio, inventore del corsivo nel 1500, ha operato da Venezia e che è stato un pietra miliare per quanto riguarda sia la realizzazione dei testi scritti, per quanto riguarda appunto l'invenzione del carattere corsivo e soprattutto anche un contributo importantissimo per la punteggiatura. E molta tradizione, insomma, che ci portiamo avanti da un bel po'. Sì, diciamo che questo è un mestiere che resiste ancora tutt'oggi e di fatto importantissimo nonostante sia secolare. E a Venezia abbiamo scoperto cosa fa un tipografo nel XXI secolo. Esatto, il signor Gianni Basso che siamo andati a trovare a Cannareggio esattamente, ed è stata una sorpresa, cioè proprio sorpresa a 360 gradi perché è tipografia piccolissima. Il tipico di Venezia, insomma, proprio in una calle, 2 numeri civici fondamentalmente, e quindi minuscola, dentro lui ha fondamentalmente un macchinario solo, vecchissimo, adesso non ricordo esattamente la data perché non ricordo se ce l'ha detto o se era un segreto, comunque penso sia fine 800. Lui stampa rigorosamente a mano e la particolarità è che c'è gente da tutto il mondo che va da lui per farsi stampare delle brochure, dei biglietti da visita o tante altre belle cose proprio fatte a mano, quindi con un certo costo, attendendo i tempi giusti, perché lui lavora fondamentalmente con suo figlio, quindi è completamente gestione familiare e ha di fianco alla stamperia, chiamiamola così, ha un piccolo museo, quindi addirittura una raccolta di non solo stampe antiche che ha realizzato lui, cioè in modo antico che ha realizzato lui, ma addirittura ha fatto una raccolta un po' di memorabilia, quindi ci ha raccontato che molti visitatori vanno lì per il museo, quindi diciamo lui apre le porte, cioè la porta è sempre aperta e accoglie tutti per vedere sia come lavora e sia il suo piccolo museo. Particolarità, qualche chicca, ci ha fatto vedere che ha lavorato per la famiglia reale inglese, ha stampato i biglietti per la regina Elisabetta, aveva in vetrina dei biglietti, non so, di Hugh Grant, piuttosto che di Sakamoto, e ci ha fatto vedere che molti di questi VIP mandavano anche ringraziamenti o biglietti d'auguri, quindi diciamo che ha un certo tipo di rapporto. E ci ha fatto vedere tantissime cose, per cui anche non so, dei tassellini, dei caratteri particolari che utilizza, è stato molto disponibile e la tradizione la sta portando avanti suo figlio fondamentalmente, quindi diciamo che all'inizio lui era, da quello che ci ha raccontato, era praticamente quasi andato in pensione, aveva proprio voglia di staccare, dopodiché ha preso in mano suo figlio e lui è ritornato con molta passione a dare una mano al figlio, fondamentalmente. Quindi questa è una bellissima storia che tra l'altro abbiamo raccontato in video particolarmente solo per immagini, se non ricordo. Sì, e andremo a vedere se abbiamo altre chicche, perché sicuramente abbiamo dei momenti in cui ci ha fatto vedere qualcosa di particolare, quindi approfittiamo di questo spin-off, diciamo, di questo nuovo corso per far vedere immagini inedite, quindi è un modo anche per spulciare nel nostro archivio che a volte è molto cospicuo. No, ma è importante poi tra l'altro sottolineare che il mestiere del tipografo è un mestiere ad oggi abbastanza sottovalutato dal punto di vista delle potenzialità, perché è un lavoro estremamente creativo, dà un grossissimo contributo per tutto il settore editoriale, pubblicitario, informatico. L'ultima, diciamo, il contesto che riguarda la realizzazione dei nuovi font, su cui chiaramente alcuni tipografi sono particolarmente attivi, e rimane un mestiere dalle grosse potenzialità di collocamento all'interno di quelli che sono
i settori economici attuali. Certo. È tra l'altro cosa verificata tramite una ricerca sull'Agenzia delle Entrate, che rimane tutt'oggi uno dei lavori artigianali meglio pagati in assoluto. Di conseguenza in Veneto, a Venezia, ma poi anche in Veneto, poi vi anticiperemo un altro contesto tipografico d'eccellenza, vi sono tantissime realtà di questo tipo che operano a livello internazionale. Sì, assolutamente. Poi, sai, vedere un certo tipo di manualità che sembra dimenticata, sembra proprio lontanissima nel tempo, quindi vedere queste macchine in azione e vedere anche il risultato finale, perché ti dico la verità, biglietti da visita ne vediamo tutti i giorni e siamo abituati a un certo tipo di grafica, cioè vedere un altro tipo di contesto ci fa capire che lavoro c'è dietro e anche, detto così un po' brutalmente, anche il costo, nel senso c'è un lavoro proprio manuale e da uno spettacolo anche entrare e sentire proprio gli odori, c'è ancora odore di inchiostro, c'è odore di carta vecchia. Il posto secondo me merita una visita assolutamente. Io penso che il signor Gianni Basso sia molto felice che qualcuno vada a vedere la sua bottega. Speriamo che con questo video invogliare fondamentalmente qualcuno ad andarlo a trovare e immergersi, perché no, all'interno di un contesto artigianale estremamente interessante e di alto livello.